Bene, buonasera a tutti. Il tema che questa sera Eleonora Anselmo e Beppe Manzitti illustreranno è, come sapete, un tema molto complesso, su cui sono stati scritti davvero fiumi d'inchiostro, ma credo che ponga dei temi che continuano ad essere temi di notevole importanza e di grande attualità. Gli elementi che vengono sottolineati sono quelli del rapporto fra individuo e Stato. Vengono fatte osservazioni sul limite che sussiste fra, da una parte, il rispetto delle leggi e dall'altra parte le ragioni della coscienza. E questo è un tema che per esempio è stato più volte sottolineato, mi viene in mente, ma io lascio ovviamente la parola a loro che sono di grande competenza, ma mi viene in mente Bertolt Brecht proprio su questo argomento, riferendo a alcuni comportamenti in alcuni periodi storici, nel caso peculiare tedeschi, davvero particolare. E in definitiva si sostiene forse che le ragioni divine sono superiori alle ragioni umane, così come si può sostenere che è una figura femminile quella che osa ribellarsi con una forte emancipazione. Ma i motivi sono complessi. Antigone a un certo punto dice: io sola superstite del sangue dei re. E questa è una posizione che aveva per esempio fatto scandalizzare Goethe. Di lei parla ovviamente Hegel, ma ci parleranno di questo i relatori. Ma di recente proprio Giorgio Ierano, che avete sentito nell'ultima conferenza organizzata, ha scritto delle cose che mi sembrano davvero interessanti, perché Ierano sottolinea il fatto che in questa situazione in qualche modo si sostiene che figli e mogli e mariti si possono sostituire, ma non si possono sostituire i fratelli. E quindi il rapporto con il fratello, che è il fratello che appartiene al genus, cioè il greco si dirà sicuramente diversamente, perché richiamano, in poche parole, a una consuetudine che mette al primo piano la stirpe. E un fratello appartiene a una stirpe, a quella parte della stirpe che non può essere sostituita. Il motivo per cui c'è anche questo tipo di considerazione che mi è sembrata davvero di grande interesse. Io che non sono, come sapete, una letterata, ma ho trovato queste considerazioni davvero affascinanti e loro ci parleranno ancora con grande competenza. Allora, ci parlano due relatori, Eleonora Anselmo, che è dottorato di ricerca in letterature classiche e moderne, e il tema che lei svolgerà ha questo titolo: il conflitto irrisolvibile del tragico, Antigone di Sofocle. Analizzerà in particolare la struttura formale della tragedia, grazie alla quale proprio Sofocle costruisce una composizione che sottolinea la tragicità dell'oggetto considerato. Nel caso particolare Eleonora Anselmo attualmente studia e lavora già presso l'Università di Genova, ha pubblicato su riviste di grande livello scientifico e è in corso una sua pubblicazione sulla traduzione poetica delle tragedie greche. Noi aspettiamo che lei proprio ci venga a parlare di un argomento così raffinato ma di grande interesse. Beppe Manzitti, a dire il vero, è noto a tutti, ma devo dire che ci parlerà di tragedia sublime ed opera d'arte perfetta, citando da Hegel questa espressione,
ci parlerà dell'azione eroica, quindi il suo tipo di analisi nei confronti di Antigone è quello di vedere la sua azione eroica di colei che si oppone al tiranno Creonte, che vuole che il fratello Polinice, considerato traditore della patria di Tebe, non venga seppellito, mentre Antigone si oppone a questa legge, quindi la legge del cuore, la legge della coscienza, la legge del sentimento contro la legge dello Stato. E il personaggio di Antigone ha ispirato opere di scrittori, di musicisti, di artisti, sicuramente verranno richiamati Racine, l'Alfieri, Cocteau, Anouilh, Brecht, di cui ho già parlato, ma mi è parso interessante anche non solo un riferimento a numerose opere musicali, ma anche a numerose composizioni artistiche, tra le quali quella di Fuseli, vedremo delle immagini, di Charles Jalabert e ancora di De Chirico. Beppe Manzitti, e concludo davvero, è socio onorario dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere e sono molto fiera che anche questa volta ci possa intrattenere in maniera dotta come sua consuetudine. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere per l'ospitalità, in particolare la professoressa Maria Stella Rollandi che fa oggi gli onori di casa. Ringrazio l'avvocato Mordiglia che ha organizzato questi 2 incontri sul mito greco e infine ringrazio Beppe Manzitti che mi ha proposto. È per me un onore poterlo introdurre oggi. Ora mi sia concesso di aprire con una constatazione che potrebbe sembrare paradossale. L'Antigone di Sofocle è una delle opere più commentate nella storia del pensiero occidentale, eppure rimane una delle più refrattarie a qualsiasi interpretazione definitiva. Come avrà modo di illustrare il dottor Manzitti, da Hegel a Brecht, ogni epoca ha riletto la tragedia attraverso le proprie categorie e ogni lettura ha restituito un'immagine diversa. L'Antigone pone, più di ogni altra tragedia greca, noi lettori, spettatori e prima ancora esseri umani, di fronte a un dramma che è il dramma della mancanza di risoluzione. E questa irrisolvibilità riflette l'essenza stessa del genere tragico, che è scontro di potenze inconciliabili. L'eroe Sofocleo, e occorre partire da qui prima ancora di entrare nel merito dell'opera, è il primo personaggio moderno della storia del teatro. Egli è innanzitutto un isolato. Si pensi ad Aiace, a Filottete, un isolato non per scelta, ma perché una forza esterna lo pone di fronte al proprio dolore in modo così inesorabile da separarlo dalla collettività. Così l'eroe, Sofocleo, grandeggia grazie alle sue elevate qualità morali e intellettuali e l'autore ha cura di concentrare su di lui il fuoco dell'azione. Costruire tutta la tragedia attorno a un protagonista e al suo destino ha una conseguenza precisa. Il personaggio di Sofocle assume uno spessore psicologico ignoto alla tragedia di Eschilo. Egli muta atteggiamento, esita, ammette gli errori, in un processo di interiorizzazione che produce figure psicologicamente complesse, capaci di evolversi e mutare. La tragedia sofoclea non si risolve nel semplice rivelare le sofferenze dell'eroe. Egli mostra come il protagonista acquisisca gradualmente consapevolezza di queste sofferenze. È ciò che i greci chiamano metabolè, il mutamento profondo che investe il protagonista nell'istante in cui riconosce il proprio destino e realizza di non potervisi opporre. L'Antigone, la cui rappresentazione da collocarsi tra il 442 e il 441 a.C., trae origine dai miti del ciclo tebano. Ripercorrerò brevemente la trama, nota naturalmente ai più, partendo però dall'antefatto.
Cadmo giunge in Beozia alla ricerca di Europa rapita da Zeus. Dopo alcune generazioni, a Tebe sale Laio, che sposa Giocasta e genera Edipo. L'oracolo, spesso consultato, aveva sentenziato che il figlio di Laio avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Edipo, mandato a Corinto, viene cacciato via e torna a Tebe ignaro delle proprie origini. Incontra casualmente il padre e lo uccide per un diverbio. Giunto a Tebe risolve l'enigma della Sfinge e sposa Giocasta, da cui nascono 4 figli: Antigone, Ismene, Eteocle e Polinice. Eteocle e Polinice si sono uccisi poi reciprocamente affrontandosi alle porte di Tebe. Il nuovo re, Creonte, zio dei defunti, decreta che il corpo di Eteocle, morto per la patria, sia sepolto con tutti gli onori, mentre quello di Polinice venga abbandonato ai cani. Antigone, sorella dei 2 eroi, è decisa a seppellire Polinice come impongono i doveri della pietà familiare e compie il gesto malgrado i consigli di prudenza della sorella Ismene, timorosa naturalmente di disobbedire alle leggi. Scoperta mentre si accinge per la seconda volta a coprire di terra il cadavere, Antigone viene trascinata davanti al re. La fanciulla riafferma incrollabile la giustizia della sua azione, che affonda le radici nelle leggi divine, che sono più forti di quelle umane. Nonostante le suppliche di Emone, suo promesso sposo, viene condannata a morte e sepolta viva in una caverna sotterranea. Giunge allora l'indovino Tiresia, che avverte Creonte della contaminazione presente nella città e delle sciagure imminenti. Solo a questo punto Creonte cambia idea e decide di liberare Antigone, ma ormai è troppo tardi. La giovane si è impiccata, ai piedi di lei Emone si toglie la vita sotto gli occhi del padre. La moglie di Creonte, Euridice, appresa la notizia, rientra in casa e si uccide a sua volta. Annichilito dalla disperazione, Creonte resta solo. La figura di Antigone assume una centralità assoluta solo nell'opera Sofoclea. La tradizione greca precedente la vede relegata a una posizione marginale, sebbene già connotata da valori di pietas familiare e resistenza morale. Nella tragedia I 7 contro Tebe di Eschilo, Antigone compare nel finale insieme alla sorella Ismene per compiangere i fratelli caduti, dichiarando la propria intenzione di dare sepoltura a Polinice in aperta sfida al decreto. Cito: «Io lo seppellirò e affronterò il rischio seppellendo mio fratello. Ne mi vergogno di compiere questo atto di disobbedienza e ribellione verso la città». Occorre tuttavia precisare che per la maggior parte dei filologi si tratta di versi aggiunti in una rappresentazione successiva per venire incontro alle attese di un pubblico che già conosceva l'Antigone Sofoclea e che voleva trovarla anche in altri drammi. In Eschilo la tensione tra amore e odio trova espressione nel lamento corale che precede l'epilogo, intrecciato alla voce di Antigone che interpreta la sorte dei fratelli e dice: «Tremenda cosa è l'avere in comune il grembo dove siamo nati, da una madre infelice e da un padre sventurato». La tradizione antica tramanda l'esistenza anche di un'ulteriore Antigone attribuita ad Euripide, databile tra il 420 e il 406 a.C. L'opera sembra avvicinarsi per l'impianto iniziale al modello Sofocleo, ma se ne distacca nello sviluppo, ponendo al centro l'amore tra Antigone ed Emone, che viene coronato dalla nascita di un figlio. I pochi frammenti superstiti non consentono delle ricostruzioni più precise, ma testimoniano una modulazione alternativa del mito in cui il conflitto tra legge e affetti non si conclude con la morte dell'eroina, bensì trova prosecuzione in una linea di discendenza. In Sofocle l'eroina incarna il cuore stesso della vicenda, contrapponendo i valori religiosi e familiari all'autorità della polis. Il prologo introduce immediatamente il contrasto centrale. Creonte ha decretato che Eteocle sia seppellito con onori, mentre Polinice deve restare insepolto, e Antigone lo ricorda insieme alla sorella Ismene con parole vibranti. Dei nostri 2 fratelli, Creonte non ha forse deciso di concedere all'uno onorata sepoltura e di lasciare l'altro indegnamente insepolto? Il tono asciutto e perentorio denuncia non solo la crudeltà dell'editto, ma anche il tradimento insito in una legge che pretende di regolamentare persino il diritto sacro alla sepoltura.
Come hanno osservato i critici, il dolore si concentra al verso 32, anche per me, persino per me, che rivela il senso di emarginazione, come se la legge stessa negasse ad Antigone la propria umanità e il legame di sangue con il fratello. Il decreto introduce così una frattura radicale tra nomos umano e diche divina, di fronte a cui Antigone non ha dubbi. Lo seppellirò, è bello per me morire in questa impresa. La vera innovazione di Sofocle risiede qui. Un rito normale, un atto di pietà familiare consuetudinario, diventa il catalizzatore di un conflitto politico universale. Dall'altra parte, Creonte si presenta come sovrano assoluto, deciso a garantire la stabilità della città con delle leggi inflessibili. Rivolgendosi al coro degli anziani tebani, espone un vero programma politico, fondato sull'identificazione tra legalità e giustizia e sull'inviolabilità dell'autorità statale. Ma la sua legge si rivela ambigua. Per difendere la città, il sovrano trasforma un atto di diritto pubblico in una violazione sacrale, estendendo illegittimamente l'autorità politica oltre i confini della vita morale e negando il rispetto dovuto agli dei sotterranei. La legge umana si sostituisce a quella divina, pretendendo di governare persino l'aldilà. E lo scontro raggiunge il culmine quando Antigone, scoperta, rivendica senza esitazione la superiorità delle leggi eterne sugli editti del re. Questo editto non Zeus proclamò per me, né Diche che abita con gli dei sotterranei. No, essi non hanno sancito per gli uomini queste leggi, né avrei attribuito ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare le leggi non scritte, incrollabili degli dei, che non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in vita, né alcuno sa quando vennero alla luce. In queste parole si cristallizza il cuore della tragedia, perché Antigone diventa il simbolo della fedeltà alle leggi non scritte, laddove Creonte incarna la rigidità del potere politico che si è chiuso su se stesso fino all'empietà. Accanto al dialogo fra i protagonisti, Sofocle affida al coro una funzione meditativa che amplia la riflessione oltre i confini della vicenda individuale. Nel celebre primo stasimo, Pollata Deina, molti sono i prodigi, si esalta l'ingegno dell'uomo, ma se ne segnalano al contempo i limiti di fronte al divino e al destino. Questo doppio registro riflette la tensione che attraversa l'intero dramma. La forza insieme creativa e distruttiva dell'agire umano insita nel termine deinos, che in greco significa tanto straordinario quanto distruttivo. Il coro riconosce nell'uomo una prodigiosa capacità di superare ogni limite, tranne uno, la morte. Antigone e Creonte incarnano in modi opposti questo dualismo. L'eroina accetta il limite divino e le leggi eterne. Il sovrano cerca di oltrepassarlo, imponendo la propria legge oltre la sfera umana, portando l'ingegno civile alla sua deriva distruttiva. La catastrofe finale, i vari suicidi, mostrano le conseguenze irreparabili dell'intransigenza. Solo l'intervento di Tiresia induce Creonte a riconoscere il proprio errore, ma è troppo tardi, perché la sua tracotanza ha distrutto la famiglia e svuotato di senso il potere che pretendeva di difendere. La saggezza è la prima condizione della felicità e le parole superbe degli uomini arroganti scontano i colpi spietati del destino e solo in vecchiaia insegnano a essere saggi. Con l'Antigone, Sofocle trasforma un rito familiare in paradigma universale. La sepoltura del fratello diventa simbolo di resistenza morale contro il potere assoluto. L'eroina emerge come figura paradigmatica della disobbedienza etica, destinata a diventare modello inesauribile di riflessione sul rapporto tra individuo e Stato. La sua stessa identità sembra racchiudere il senso del conflitto che la abita nel nome, perché Antigone deriva da anti, contro, e gonos, nato, con il significato di nata contro o nata in sostituzione. L'etimologia è tradizionalmente letta come espressione della sua natura antagonista rispetto all'ordine costituito. Antigone è nata per opporsi, segno vivente e insopprimibile della tensione tra legge e coscienza. E non è solo una questione esclusiva dell'Antigone. Per esempio anche nella Iace si dibatte se il corpo debba ricevere sepoltura. La sepoltura non è un rito accessorio nella cultura greca, è il confine tra l'umano e il disumano, tra la civiltà e la barbarie. Negare la sepoltura significa negare all'altro la sua stessa umanità. E la tragedia mette in scena lo scontro frontale tra due ordini normativi. Da un lato l'editto di Creonte, espressione della volontà politica del sovrano. Polinice, traditore della patria, non verrà sepolto.
Dall'altro la voce di Antigone che evoca le leggi non scritte, le leggi di Zeus che impongono di dare sepoltura ai morti. Tra i due non è possibile mediazione, sono logiche che si escludono a vicenda e ciascuna pretende di essere l'unica legittima. Quando decide di cedere Creonte ormai è troppo tardi e con lei Emone e con lui anche Euridice. Il re rimane solo, sopravvissuto a tutto ciò che aveva preteso di proteggere. Il momento del ravvedimento di Creonte è anche il momento in cui il ravvedimento non serve più a nulla e quando comprende di aver sbagliato il male è già accaduto e non c'è modo di tornare indietro. Lo stesso accade per esempio in Edipo, quando Edipo realizza di aver ucciso Laio e di aver generato figli con Giocasta, di essere dunque parricida e incestuoso, la verità che emerge non può più essere cancellata, la consapevolezza arriva sempre troppo tardi, l'azione è già compiuta e il destino è già intrecciato. Questa è, per concludere, l'impotenza tragica per eccellenza, non l'impotenza di chi non sa agire, ma di chi scopre che la propria azione era già irrimediabile nel momento stesso in cui essa veniva compiuta. C'è in Sofocle l'intuizione di una condizione umana fondamentale. L'uomo è portato, spesso senza saperlo, a compiere dagli dei degli atti che sono ingiusti, talvolta anche sapendolo, e quando giunge la consapevolezza non rimane che arrendersi. E a questa impotenza si oppone come atteggiamento però la pietas, cioè la necessità dell'uomo di affidarsi agli dei anche quando questi lo trattano come uno strumento o un giocattolo. È il riconoscimento di un limite che costituisce l'umanità stessa. L'uomo può venerare gli dei, può onorarli, ma non può ribellarsi alla loro legge senza pagarne le conseguenze. Anche Antigone non si ribella agli dei, si ribella a Creonte perché segue gli dei, ma la sua morte non è una sconfitta ed è una coerenza portata fino in fondo. Ed è qui che occorre introdurre un'ultima voce critica importante. Eva Cantarella, e non è la sola, anzi ringrazio il mio professore Franco Montanari per questo suggerimento in una lezione di letteratura greca, ha messo in discussione la lunga tradizione che ha fatto di Antigone un simbolo indiscusso di resistenza morale. Cantarella ci ricorda che anche Creonte ha le sue ragioni, non è il tiranno capriccioso di una lettura superficiale, è un uomo di Stato che cerca di difendere la polis da chi l'ha tradita, che ritiene, non senza una sua logica, che la legge della città debba prevalere sui legami di sangue, che il bene collettivo non possa essere sacrificato alla pietà privata. La posizione di Creonte è certamente discutibile, ma è sostenibile e Sofocle non si preoccupa di renderla indifendibile. La domanda allora che dobbiamo porci è: chi ha ragione? Ha ragione Antigone che va fino in fondo a costo della sua vita? O ha ragione Creonte che antepone la legge della città a quella degli dei? Sofocle non risponde e il fatto che non risponda non è un limite dell'opera, ma è la sua verità più profonda. Sofocle, forse senza piena consapevolezza teorica ma con straordinaria lucidità drammatica, ha messo al centro dell'Antigone quello che secoli dopo diventerà uno dei grandi problemi del pensiero giuridico e politico occidentale, il contrasto tra diritto positivo e diritto naturale. Devono prevalere le leggi che gli uomini si danno o esistono leggi superiori non scritte che nessun potere umano può abrogare? È un problema che non sarà mai risolto. Ogni epoca lo ha affrontato, lo ha interpretato secondo le proprie categorie. Lo ritroviamo nella giurisprudenza romana, nella teologia medievale, nel dibattito novecentesco sui crimini contro l'umanità, dove la domanda di Antigone risuona con una forza che non ha perso nulla della sua urgenza straordinaria. Può esistere una legge positiva così ingiusta da non meritare obbedienza? E chi decide dove si trova quel confine? Questa è la domanda che Sofocle ha consegnato all'Occidente. Però non è una risposta, è una domanda. Ed è forse la misura più autentica della grandezza di un'opera, per il fatto che, dopo quasi 25 secoli, noi continuiamo ancora a non sapere come rispondere a questa domanda. Vi ringrazio. Complimenti e grazie, perché mi sento servo di due padroni, nel senso che sono ospite dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, che è un po' la mia casa della cultura, e anche ospite degli amici dei musei presieduti dal vecchio amico di lunga data Mordiglia, Massimo Mordiglia. Quindi ringrazio di essere qui presente e di essere stato preceduto in modo brillante. Vabbè, ma anche se non mi vedono non perdono.
Allora, voglio però cominciare con una cosa insolita, e cioè a dire, non per mia gloria, ma per fare i complimenti a delle professoresse di greco del mio antico liceo Colombo, dove Massimo Mordiglia mi ha riportato nel propormi questa conferenza. Ebbene, queste 4 professori di greco del liceo Colombo organizzano dei corsi pomeridiani per adulti. Questo è un esempio di dedizione alla scuola, e oggi, e io questo lo dico non per mia gloria, ma per apprezzamento verso di loro, mi hanno consegnato il mio diploma. Sono le professoresse Ascheri, Conti, Iannino e Chiara Traverso, e hanno raggruppato un bel gruppetto di anziani alle loro lezioni pomeridiane. Brave, complimenti. Non me lo merito, non sono mai andato. Allora, la voce di Antigone, che commosse ed esaltò gli spettatori nel teatro di Atene dell'eponima tragedia di Sofocle, nel corso delle grandi Dionisie del 442 a.C., ha continuato a farsi sentire nei secoli, ispirando filosofi, scrittori ed artisti. In questi giorni di giugno, mentre scrivo questa conferenza che ora andrò a leggervi, le sue parole continuano ad accompagnare, insieme ad una sterminata panoplia di dei e di miti, dopo più di 2000 anni, l'Homo sapiens nel terzo millennio. Al teatro greco di Siracusa, infatti, vanno in scena l'Antigone Sofoclea, l'Alcesti di Euripide ed i Persiani di Eschilo. 3 drammi dove si possono trovare le radici della nostra civiltà, della nostra anima, uno per ciascuno dei 3 sommi sacerdoti della tragedia greca. Il regista canadese dell'Antigone, Robert Carson, afferma che Antigone è e sarà sempre attuale perché i conflitti sono eterni. Creonte ha bramato il potere ed ora che l'ha ottenuto saprà gestirlo? Ci sono tanti Creonti oggi, mossi da una ibrisi smisurata e tracotante. Ognuno di noi ha l'obbligo di rispettare e di mantenere la democrazia ed avere il coraggio di Antigone, difendere quindi quello che pensiamo sia giusto. Sono quotidiani i contesti nei quali vengono reclamati diritti alla sepoltura, per i quali Antigone si è immolata. Ad esempio, la scrittrice argentina Giselda Gambaro dà voce alle madri dei desaparecidos argentini, anche scrivendo una sua Antigone. Nel tempo efferato ed impietoso in cui viviamo, le Antigoni sono le donne dei migranti, precarie ed invisibili. In Ucraina le madri, le sorelle, le mogli dei soldati uccisi hanno svolto un'opera rituale e legale per identificare i cadaveri ammucchiati nelle fosse comuni dall'esercito russo. Raffaella Romagnolo, in un articolo pubblicato sul secolo XIX del 19 maggio, ci fa riflettere sul valore della sepoltura. Nessuna specie se ne preoccupa, almeno nel modo come lo facciamo noi umani. Non per caso, osserva, le prime tracce di quella che chiamiamo civiltà ci si presentano per lo più sotto forma di tumuli, di necropoli, di arredi funebri. C'è in questa ostinazione a tornare in quella profondità di tomba, aggiunge la Romagnolo, tutta la spinta del tempo alle nostre spalle. In una sera di maggio a New York, a 76 anni, Springsteen
entra con la chitarra sul palco del Madison Square Garden. Avevo deciso di non stare più in silenzio dopo le uccisioni di cittadini da parte di agenti inviati da Trump per l'espulsione di massa dei clandestini. Dopo il brano iniziale prende la parola un presidente inadeguato, un aspirante re guida un governo brutale e responsabile di aver diviso il paese. Io non voglio vivere così. L'America fin dall'inizio è nata sul disaccordo, è costruita sul disaccordo. Potremmo sempre discutere su quale direzione prendere mentre riconosciamo la nostra identità umana e unita. Antigone quindi a Siracusa, Springsteen a New York. Una tragedia greca del V secolo a.C. e un concerto rock nel XXI secolo della nostra era. La democrazia è una pianta che ha bisogno di essere annaffiata ogni giorno da ciascuno di noi. Ad Atene nel 422 a.C. e a New York nel 2026 d.C. Il 13 maggio nella nostra città il Teatro dell'Arca ha debuttato con un'Antigone recitata da 12 carcerati ai quali si è unito un GIP, un giudice per le indagini preliminari. Le parole di Sofocle sono state rispettate ed i detenuti hanno aggiunto alla fine della recita poesie in arabo di Mahmoud Darwish e altri versi della loro infanzia. Un esempio molto significativo di giustizia riparativa inserito nella mission dell'associazione che non a caso si chiama Associazione Antigone, che svolge attività di promozione e di tutela dei diritti delle persone private della libertà e di sensibilizzazione culturale in ambito penale e penitenziario. E il 4 di giugno scorso sono andati in scena al Teatro della Tosse, sempre qui a Genova, nell'ex caserma Gavoglio, i Persiani di Eschilo. Il mio compito è quindi quello, come preannunciato dalla professoressa Rollandi, dopo la brillante conferenza introduttiva della dottoressa Anselmo, e se volete cerco di attrarre di più la vostra attenzione immaginando che io sia il vecchio indovino Tiresia e lei la giovane Antigone. Tant'è vero che non temo che la mi seppellisca perché non abbiamo legami di sangue. Non ci sono legami di sangue, quindi non mi puoi seppellire. È quello, dicevo, di esporre la ricezione nei secoli della tragedia di Sofocle. Ma prima di iniziare poniamoci una domanda. Che cosa intendiamo per tragico? Utilizziamo come bussola interpretativa un saggio del filosofo Max Scheler, Il fenomeno del tragico. Secondo il filosofo tedesco, che elaborò il suo pensiero a cavallo tra 800 e 900, il tragico è, cito, tutto ciò che si muove all'interno della sfera dei valori e delle relazioni di valore. Solo dove c'è alto e basso, nobile e abietto, possono esserci eventi tragici. Il tragico non è quindi un valore in sé, come il bello, il brutto, il buono e il cattivo. Esso è un fatto indubitabile, una categoria etica, un soffio pesante che si posa su determinati destini e che si dà laddove valori positivi, entrambi in contrasto tra loro, causando l'annientamento di una delle parti, nonostante tutti abbiano ragione. Un ingiallito articolo di giornale mi ha ricordato, l'ho portato con me, che alla fine degli anni 60 ne scrisse anche Rossana Rossanda, in un saggio introduttivo ad una traduzione di Luisa Biondetti per Fertinelli, ora introvabile. Ho il prezzo, 17.000 lire. Vi leggo questa citazione.
Per Antigone, nomos designa il contrario di quello che Creonte chiama anche lui nomos. Ciascuno dei due dà alla parola un diverso valore semantico ed è appunto da questo dualismo, declinato da Scheler, che prende forma e sostanza il tragico. Il successo che venne tributato a Sofocle quando la sua tragedia andò in scena nel teatro di Atene per le grandi Dionisie del 442 a.C. arriva fino a noi sovraccarica di interpretazioni, di traduzioni, riscritture ed adattamenti in ambito non solo letterario, teatrale, cinematografico, musicale, filosofico, ma persino giuridico. Piero Calamandrei pubblicò nel 1966 una raccolta di saggi intitolata Costituzione e leggi di Antigone, scritti e discorsi politici. Fino al punto che oggi, sulla scorta di un fortunato libro del sommo filosofo George Steiner, non si parla più di Antigone, ma di Antigoni. In prefazione al suo libro, Steiner si spiega con queste parole: l'Antigone, e questo l'hai detto anche tu, non è una tragedia qualunque, è una delle azioni durature, canoniche della nostra coscienza filosofica, letteraria e politica. In questo libro si trova un abbozzo di un tentativo di rispondere ad una domanda. Perché una manciata di miti greci antichi continua a dare la sua forma vitale alla nostra percezione di noi stessi e del mondo? Perché le Antigoni sono davvero eternelle e direttamente rilevanti al momento presente? Di una cosa posso essere sicuro, dice Steiner: quel che ho cercato di dire ha già bisogno di aggiunte. Nuove Antigoni vengono immaginate, pensate, vissute in questo momento e altre nasceranno domani. I rivoli dei classici nella cultura contemporanea sono innumerevoli, molti di loro non vengono neppure percepiti. Ne dà conto un saggio di recente pubblicazione curato da Tommaso Braccini, Classico attuale. Il volume raccoglie i contributi di 17 studiosi per 21 aree tematiche, sulle quali farò una breve carrellata. È sorprendente la persistenza del classico, ad esempio, nell'architettura, nel fumetto, nel cartone animato, nelle bande fumettistiche, eccetera, nelle serie televisive, nella moda, nel design, nella letteratura per l'infanzia, nella musica rock e nella pubblicità. Ma la vera sorpresa, sottolineata nel libro, risiede nella capacità dei classici di abitare il digitale e di funzionare come acceleratore della nostra attenzione. Pensate a Clio, uno spot della Renault, e a Nike, la dea della vittoria, usata come marchio delle omonime scarpe da ginnastica. Nella moda, continuano i curatori del libro, i dappeggi delle sfilate, da Valentino a Dolce & Gabbana, e il logo della Medusa, scelto da Versace in omaggio alla cultura della Magna Grecia, sono un dialogo sulla forma del corpo che attraversa i millenni. Le piattaforme streaming sono diventati i teatri dei moderni cantori. Zeus, nella serie Chaos di Netflix, veste una tuta sportiva, e nella saga della Disney Percy Jackson l'Olimpo può essere raggiunto dall'Empire State Building. L'imprint del classico è riconoscibile anche nella cultura pop dei videogiochi.
è il caso di Assassin's Creed Odyssey, che viene anche utilizzato come strumento didattico in alcune scuole anglosassoni. Mitema è la parola che il grande filosofo ed antropologo Claude Lévi-Strauss ha inventato coniandola dalla linguistica per spiegare la meraviglia più misteriosa del mito, la sua immortalità. Il mito non muore mai, anche se la parola mythos significa racconto, è vero? Grazie. Che può sempre mutare, essere variato, ripensato e tradito, ma esso non si consuma mai del tutto, resta un nucleo, un tema, un concentrato di significato che non varierà mai. Edipo sposerà per sempre sua madre, dopo aver ucciso il padre, e Antigone si ergerà sempre a paradigma del dovere ancestrale di dare sepoltura ai propri cari. Il mio excursus nella ricezione dei secoli della tragedia sofoclea inizia con i compositori che hanno messo in musica la drammatica storia di Antigone. Félix Mendelssohn Bartholdy ha composto una ouverture, l'Antigone, nel 1841, cui fece seguito nel 1845 Edipo a Colono. Dopo di lui orchestrò nel 1850 una cantata per solo e orchestra, Camille Saint-Saëns. Il nostro Ildebrando Pizzetti ci ha lasciato un'ouverture per l'Edipo a Colono, un'opera giovanile composta nel 1901, solo 21 anni, in cui si percepisce già la genesi dei 3 preludi sinfonici per l'Edipo Re di Sofocle del 1903. Ispirata alle ragioni più profonde del suo pensiero drammatico sarà l'introduzione all'Agamennone del 1936 e l'anno precedente la composizione strumentale corale per l'Edipo a Colono. Arthur Honegger compose su testo di Jean Cocteau nel 1927 l'opera drammatica Antigone, destinata alla rappresentazione in scena. Karl Orff, reso famoso dai suoi Carmina Burana, realizzò una composizione operistica del 1949 che è considerata tra le sue migliori e più riuscite composizioni musicali. In un suo prezioso libro, Giovanni Greco, curatore e traduttore dell'Antigone per Feltrinelli, riassume la fortuna della tragedia sofoclea nella modernità con queste parole, che cito: se il Novecento, secolo della crisi dell'io individuale e della certezza della metafisica, a partire da Freud, è stato il secolo di Edipo, l'Ottocento, secolo del primato romantico e idealistico, è stato quello di Antigone. Da Hegel a Kierkegaard, da Hölderlin a Schlegel a Goethe, in molti si sono interrogati sull'atto di insubordinazione di Antigone. Il conflitto irriducibile tra le ragioni del privato, del legame di sangue, della coscienza del singolo davanti alle ragioni del pubblico, del contratto sociale, dell'autorità, è stato declinato innumerevoli volte e con infinite sfumature. Seguendo un ordine cronologico, prendo spunto per primo da Hölderlin. Le sue traduzioni dell'Edipo Re e dell'Antigone di Sofocle sono ancora oggi considerate irraggiungibili nella loro potenza espressiva, ma quando furono pubblicate nel 1804 passarono generalmente inosservati negli ambienti letterari e saranno oltretutto criticate anche dall'amico Schiller, preoccupato in quel periodo nel vederlo in preda ad un profondo turbamento psichico con comportamenti esteriori di pazzia. Dopo la morte di Schiller, la sua crisi peggiorerà e verrà ricoverato in una crisi psichiatrica. Il poeta visse il mito della Grecia antica con una inquietudine
romantica. Il mondo classico divenne per lui simbolo di perfezione e idilliaca armonia impossibile da raggiungere nella realtà del suo tempo. Per approfondire la poetica di Hölderlin, le sue passioni per l'antichità greca e del valore simbolico e letterario delle sue traduzioni dei 2 drammi di Sofocle, ci soccorre un prezioso volume scritto dal filosofo Remo Bodei, che affronta l'argomento in profondità e con limpida chiarezza, sin dal titolo, Friedrich Hölderlin sul tragico. Ecco ciò che scrive Remo Bodei, di cui cito quasi per intero un suo passaggio. Nel tragico il Dio è presente nella figura della morte e proprio con tale divinità si identifica Antigone, la fanciulla nata per elaborare le nozze con Ade. Le divine leggi non scritte di cui essa parla sono proprio quelle nascoste nella sfera dei morti. Rispondendo a Creonte, sicuro di sapere, secondo il metro umano e politico, chi è buono, Eteocle, e chi è cattivo, Polinice, Antigone afferma: chissà, forse i morti hanno altro costume. Per Antigone e per i greci in genere il ritorno al regno dei morti è veramente pietà, comandamento superiore a quello della città. Hölderlin è stato il primo a capire con tanta profondità come il mondo greco non sia soltanto quello armonico, solare a tutto tondo di Winckelmann o di Schiller, ma quello oscuro, micidiale, percorso da insanabili contraddizioni. Arriviamo quindi al XVII secolo con Racine, nel suo primo dramma Les Thébaïdes ou les Frères Ennemis. Antigone viene trasformata secondo il gusto romanzesco del tempo. Pur angosciata dall'ira implacabile di Creonte, il suo amore per Emone, figlio del tiranno, la rende più tenera, più debole e quindi meno determinata. Racine ha trovato nel mondo antico ispirazione per moltissime sue opere teatrali. C'è un'Andromaca, un'Ifigenia, un Mitridate e Fedra. Il suo teatro rappresentò l'espressione più alta di quello spirito letterario che segnò l'apogea di Luigi XIV, Le Roi Soleil. Vittorio Alfieri, tuo compatriota, lo scrittore e poeta astigiano che tutti ricordiamo per il suo Volli, sempre Volli, fortissimamente Volli, dopo aver portato in scena nel 1775 la sua prima tragedia, Cleopatra, inizia il periodo più creativo della sua vita. Alfieri riesce a creare nella sua Antigone uno dei personaggi più riusciti ed originali del suo teatro. Essa infatti porta in sé un duplice dilemma morale e etico. Deve lottare non solo contro la crudeltà del tiranno, ma anche contro se stessa, per l'amore che nutre per Emone, figlio di Creonte, che fa di tutto per salvarla, ma dal quale si riscatta andando con la forza della volontà verso la propria morte, che insieme sua tragica espiazione e trionfo. Occorre anche ricordare il meno conosciuto Walter Hasenclever. Lo scrittore portò nella sua Antigone, rappresentata nel 1917, con un discreto successo, il segno della sua vita tormentata. Dopo un'infanzia difficile, acceso sostenitore della Grande Guerra, si arruolò volontario nel 1914, partecipò in Europa orientale dei Balcani alla sanguinosa battaglia in trincea contro l'esercito russo, lasciando il posto in seguito e come conseguenza alla pulsione bellica degli anni precedenti ad un forte sentimento antimilitarista, accompagnato da malattie
e da numerosi disturbi mentali come l'entomofobia, il terrore di sentirsi sul corpo degli insetti. Nel 1916, superando le sue crisi, riuscirà a scrivere la sua Antigone, un dramma pacifista, iniziato in Ticea, che ottenne un discreto successo. Osteggiato dal nascente regime nazista, i suoi libri vennero dati alle fiamme nei roghi del 1933 e gli venne revocata la cittadinanza tedesca. Lo scoppio della seconda guerra mondiale lo sorprese in Francia, dove venne catturato ed internato in un campo di prigionia nei dintorni di Aix-en-Provence, dove si suicidò con una forte dose di barbiturici. Jean Cocteau, il poeta che ha trasmesso la poesia francese ovunque, dal teatro al cinema, dal romanzo alla poesia ed alla saggistica, portò la sua Antigone nel 1922, riducendo il testo di Sofocle in un solo atto. La sceneggiatura era opera di Picasso, erano quelli i tempi, di olimpica semplicità, ed il corifeo mascherato non era altri che Cocteau stesso, che urlò al pubblico in sala: non ridete, non è di Cocteau, è sublime, è di Sofocle. I costumi erano di Chanel e l'accompagnamento musicale era quello, come ho detto prima, di Arturo Negger. Il trionfo del suo atto unico aprirà la strada a Jean Anouilh, che scrive la sua nel 1942. I contesti cambiano, quando il territorio francese è occupato per gran parte dai tedeschi, con una porzione del paese retta dal governo fantoccio e collaborazionista del maresciallo Pétain, che insedia il suo governo nella città termale di Vichy. Anouilh è uno dei pochi scrittori ispiratisi dalla tragedia di Sofocle che pone su una posizione di quasi parità morale ed ideologica Antigone e Creonte. Infatti, e questo è un fatto molto curioso, quando venne rappresentata nel 1944 davanti a un pubblico misto di francesi e di tedeschi, accadde una cosa sorprendente, e cioè che ciascun gruppo trovò il personaggio che soddisfaceva le proprie aspettative. I francesi in Antigone, che combatte per affermare i suoi diritti, i tedeschi in Creonte, che riesce a far prevalere la legge e la forza. Il plot è sostanzialmente quello sofocleo, vi inserisce soltanto un nuovo personaggio, una nutrice, ed un corteggiamento di Emone verso la sorella Ismene prima che lui chieda ad Antigone di sposarlo. Lo scrittore francese crea un personaggio nuovo per Antigone, è più giovane e in un dialogo con la sua nutrice si riconosce troppo piccola per la grave trasgressione compiuta. Nel prologo lo scrittore ci presenta Antigone con queste parole, cito: Antigone è quella piccola magra che è seduta là in fondo e che non dice niente. Guarda dritto davanti a sé, pensa che tra poco sarà Antigone, che sorgerà improvvisamente da quella ragazza di carnagione scura, chiusa, che nessuno prende sul serio in famiglia e che si ergerà da sola in faccia al mondo, sola davanti a Creonte, suo zio che è il re. Pensa che morirà, che è giovane e che anche a lei sarebbe piaciuto vivere, ma che il suo destino è assegnato. Lei si chiama Antigone e sarà necessario che reciti la sua parte fino in fondo. Quando Antigone grida: se la vita non può essere libera, nobile, incorruttibile, allora Creonte, io scelgo la morte. Sembra proprio, e questo è il contesto,
un'eroina della resistenza francese. Nel tempo il confine tra terrorista e combattente per la libertà, fanatico, religioso e credente, continua a spostarsi. Questa contesa di idee in continuo movimento, dove le cose sovente passano nei loro opposti, ha reso Antigone un testo filosofico, sul quale molti intellettuali hanno a lungo meditato. Affrontata da Creonte per l'ultima volta con durezza, Antigone ammette l'assurdità del suo gesto. Il dialogo cruciale tra i due è questo. Antigone: sì, è assurdo. Creonte: perché compi questo gesto allora? Per gli altri? Per gli altri, per chi ci crede? Per aizzarli contro di me? Antigone: no. Né Creonte, né per gli altri né per tuo fratello. Per chi allora? Antigone: per nessuno, per me. Bertolt Brecht, attualizzando il testo di Sofocle, esclude del tutto oracoli, anatemi, demoni e destini. Non esistono né leggi civiche né dei. Il personaggio dominante è sempre Creonte, tiranno senza scrupoli e crudele, che per sete di dominio e di ricchezza intraprende una guerra contro Argo. E qui c'è la metafora della guerra italiana, eccetera, eccetera, per impadronirsi delle sue preziose miniere di bronzo, mettendo a rischio tutta la gioventù di Tebe, i suoi nipoti, i suoi stessi figli. Eteocle e Polinice non sono più in lotta tra loro per il regno di Tebe, ma combattono insieme asserviti ad un dittatore in una guerra di conquista. Brecht crea un'alterazione profonda e radicale all'impianto della vicenda narrata da Sofocle. Il dramma che si svolge tra le mura della città viene traslato al di fuori delle sue mura per una barbarica guerra di dominio su un'altra città. Eteocle muore in battaglia mentre Polinice si dà alla fuga e viene ucciso da Creonte, che dà poi seguito al suo esemplare, ad un'esemplare decimazione all'interno dell'esercito per soffocare qualsiasi tentativo di ribellione. È palese il riferimento che lo scrittore faccia riferimento al regime italiano. Data infatti la sua opera a Berlino, aprile 1945, ma la stesura risale agli ultimi mesi del 1947, subito dopo il suo rientro in Europa dall'esilio americano, ma prima che raggiungesse Berlino Est. In un breve preludio compaiono le due sorelle, appena uscite da un rifugio per fare ritorno alla loro abitazione. Siamo in piena guerra, quindi. Il loro dialogo è un flashback dove le due sorelle descrivono ciò che vedono. Un sacco di cibo davanti alla porta e all'interno un uniforme appeso al muro che le porta a pensare che sia tornato dal fronte il fratello. Esse non hanno nome in Brecht, sono solo la prima e la seconda. Questo è ciò che scrive Brecht. E ridevamo ed eravamo liete. Nostro fratello è salvo, non è più in guerra. E io ricordai di portare il sacco dentro l'armadio delle vecchie cose di mio fratello. E qui fu come mi si fermasse il cuore, perché vedi l'uniforme di mio fratello appesa là, ad un gancio. Poi ci avviamo al lavoro e qui fui io che vidi quel che c'era oltre la porta. Oh sorella, sorella, non uscire, davanti alla casa è il fratello, ma non si è messo in salvo, è appeso, ahimè, all'uncino del beccaio. Mia sorella guardò egualmente fuori
ed anche lei si mise ad urlare. L'unico nazista che compare nella sua tragedia è questo: stava uscendo dal portone quando apparve una SS che disse questo: là fuori lui, e voi qui dentro? Da questa porta l'ho veduta uscire. Voi, è chiaro, conoscete il traditore che è là fuori. È d'obbligo ricordare infine Simone Weil. La Weil attraversò la prima metà del secolo breve lasciando tracce profonde con i suoi scritti, con il suo agire coraggioso in favore degli umili, dei perdenti, dei resilienti, di chi paga il conto della storia. Dopo aver insegnato per qualche anno in diverse scuole in Francia, si iscrisse all'École Normale a Parigi, ma volle provare sulla propria carne l'esperienza del lavoro in fabbrica, nelle officine Alstom e Renault. Nel 1936 si arruola in Spagna, durante la guerra civile, nella colonna anarchica Burruti. Rientrata in Francia, dovette riparare prima negli Stati Uniti, perché di origine ebraica, e poi in Gran Bretagna, dove poi morirà di tubercolosi. Nel 2020 è stato pubblicato, tradotto dal francese, un libricino intitolato Antigone Elettra, ed è su questo scritto della Weil che desidero soffermarmi. Prende accordi col direttore della fabbrica per pubblicare sul giornalino aziendale rivolto agli operai una serie di saggi brevi allo scopo di avvicinarli ai grandi capolavori del Novecento e dell'antichità greca, che rappresentassero esempi di resistenza all'oppressione. Essa scelte Antigone ed Elettra. La Weil rilegge le tragedie sofoclee seguendo una linea interpretativa del tutto originale. Le due protagoniste diventano icone perfette della resistenza interiore al dominio cieco e brutale della forza. Si ritrovano sole, umiliate, apparentemente impotenti di fronte all'algido potere dei tiranni. Secondo la nostra pensatrice, la lezione della tragedia greca consiste nel richiamare tutti i senza potere al valore della resistenza passiva, come essa stessa spiegherà qualche anno dopo. Il potente si abbevera del suo sentirsi sul gradino più alto, ha quindi bisogno di vittime remissive, di un pubblico di comparse. Nel suo breve articolo, scritto in un linguaggio semplice ma pur sempre efficace, per farsi meglio capire dagli operai, dopo aver riassunto i fatti narrati della tragedia di Sofocle, lo chiude con gli ultimi versi che vengono pronunciati dal coro. Le parole arroganti degli uomini orgogliosi si pagano con terribili sventure. È in questo modo che invecchiando loro apprendono la moderazione. La fama di Antigone, e qui sto per terminare, ha subito un declino all'inizio del Novecento, offuscato dalla teoria freudiana del complesso d'Edipo, per poi tornare in auge come eroina del movimento femminista ed icona di quello pacifista, incarnando la sfida femminile al potere dello Stato. Da qui ai gender studies americane il passo è stato breve. Judith Butler, e qui ho il suo libro, insegnante di letteratura comparata e retorica presso l'University of California ed autrice di numerosi saggi, ha studiato in modo particolare la teoria del potere e l'identità di genere.
Non a caso uno dei suoi libri si intitola infatti La rivendicazione di Antigone. Do lettura di alcuni passaggi di questo volume. Se lo Stato si interessa all'azione dell'uomo, la famiglia bada alla sua vita fino alla morte. Il caso della sepoltura di Polinice, come afferma Antigone, è di assoluta purezza. Fratello e sorella hanno lo stesso sangue, non c'è desiderio sessuale tra marito e moglie o l'egoismo che spinge genitori e figli. La torsione tra il privato e il pubblico, prosegue la studiosa americana, in questo caso è particolarmente intensa, giacché in molte circostanze è lo Stato che vuole intervenire per onorare un defunto o per punirne la memoria. Si pensi alla pena di morte. La scissione tra le due leggi è palese ed è messa in luce da Antigone stessa, che parla di sacro delitto, consapevole di aver commesso un crimine violando una norma. Ma anche Creonte è colpevole. Si tratta solo di riconoscerlo ed in qualche modo lo fa, ma viene a sua volta punito con la morte della moglie e del figlio Emone. Hegel, ci ricorda la Butler, definì l'Antigone, e questo l'ho già detto, l'opera d'arte più soddisfacente, proprio perché vi trova la natura agonistica della coscienza umana da lui teorizzata, vedendo nell'eroina Sofoclea, nelle lezioni sulla filosofia della religione, come la figura più radiosa apparsa sulla faccia della terra. Chiudo questa relazione proiettando alcune immagini di dipinti che però si spingono fino alla soglia della tragedia di Sofocle. Sono, come si potrà leggere nelle didascalie, episodi che precedono. Quindi se possiamo mandarle, eccola qua. La prima è di Fuseli e sono le due sorelle che abbracciano Edipo. La morte di Edipo e le sue figlie, del 1785, che è a Liverpool. Andiamo pure avanti. Questo è di Jalabert, Edipo e Antigone, del 1843, Marsiglia, Musée des Beaux-Arts, ed è Antigone che accompagna Edipo cieco. Andiamo avanti. Questo è Savinio, e anche qui è indietro ed è prima della tragedia Sofoclea. Edipo è la Sfinge, nel senso la Sfinge che viene risolto, di cui viene risolto l'enigma. Andiamo avanti, questa è l'ultima, che naturalmente è metafisica, quindi nel metafisico l'interpretazione ciascuno la dà come vuole. Antigone Consolatoria di De Chirico, al Museo di Arte Moderna della città di Parigi. Ringrazio il pubblico che mi ha ascoltato con l'aiuto di un aforisma di Platone, sempre aiutato, sempre attuale. Poiché la legge è signora degli uomini e non gli uomini signore della legge. Platone, settima lettera. Vi ringrazio ancora per l'ascolto. Ho sforato? Bene, io vi ringrazio molto. So che il tema è davvero complesso e che sicuramente potrebbe anche sollecitare domande, quesiti. È anche tardi, però se qualcuno vuole intervenire, ci siamo.
Bene, allora io vi ringrazio molto, mi permetto di ricordarvi che per quanto riguarda l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, le conferenze ricominceranno il 21 settembre prossimo e vorrei anche dirvi che il 24 settembre prossimo gli avvocati Andrea D'Angelo ed Enzo Roppo faranno una commemorazione di Guido Alpa. Questo sarà il 24 settembre. Con grande anticipo però le cose possono essere dette fin d'ora. Vi ringrazio ancora e buonasera.